pomeriggio agli uffici dei servizi sociali di Treviso, un uomo sfrattato dall'alloggio popolare minaccia di darsi fuoco, interviene il sindaco che lo convince a desistere. Vaccinazione, ora si può anche in farmacia, l'annuncio di Zaia in diretta su Antenna 3, nella Marca le somministrazioni inizieranno la prossima settimana, in farmacia anche la prenotazione. Caccia la variante Delta, l'ULS 2 annuncia tamponi nei centri estivi, nei luoghi di aggregazione e nelle aziende, 11.000 lettere agli over 60 non ancora vaccinati. Riapertura delle discoteche, slitta ancora la decisione del governo, l'ira dei gestori, vogliamo una data certa o porteremo le chiavi dei locali a Roma. Inaugurato il nuovo polo logistico della MOMI, il sindaco Conte, la nuova autostazione nell'area dell'ex Cuor sarà pronta in 4 anni. Aggressioni sui bus, a fronte dei numerosi episodi, l'azienda di trasporto e la prefettura di Treviso hanno predisposto dei corsi di formazione per gli autisti. Treviso ha presentato l'inno alla città fra i vigneti delle colline di Conegliano e Valdobbiadene per simboleggiare il ritorno alla vita dopo il Covid. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali, l'avete sentito dai titoli, dunque tensione nel primo pomeriggio di oggi presso gli uffici dei servizi sociali di Treviso in Viale Vittorio Veneto. Il capofamiglia di un nucleo sfrattato dall'alloggio popolare ha minacciato di darsi fuoco. Si è presentato con la moglie e il figlio all'ufficio servizi sociali di Viale Vittorio Veneto, sfrattato a partire dal mese di settembre da un alloggio popolare, ha minacciato di darsi fuoco con la benzina che aveva portato con sé dentro una bottiglia. Erano circa le 14:30, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, una volante della polizia, i vigili urbani e lo stesso sindaco Mario Conte che ha voluto parlare direttamente col capofamiglia, un 45enne residente in una casa Ater nel quartiere di Fiera. Il dialogo con gli agenti, quindi il confronto col sindaco, l'hanno convinto a desistere. Dispiace quando succedono questi episodi, è altrettanto vero che però ci sono delle realtà, dei nuclei familiari che molte volte, pur essendo stati aiutati per molto tempo e con molte risorse, non hanno ancora capito che l'assistenza da parte del comune non può essere vita naturale durante. Al di là dello sblocco degli sfratti che parte proprio da oggi, non è una novità per questa famiglia l'ordine di lasciare l'alloggio. Lo sfratto era stato prorogato più volte per il debito accumulato non pagando affitti e bollette. È anche vero che il 45enne è disoccupato, così come la moglie e il figlio maggiorenne, mentre il più piccolo ha solo 15 anni. Quello che Ater e Comune chiedono però non è il pagamento in blocco della cifra, ma una dimostrazione di buona volontà. Comunque l'appuntamento è lunedì, li chiameremo con i servizi sociali, devono rimboccarsi le maniche e insieme li accompagneremo a trovare la soluzione, che però prevede obbligatoriamente un'assunzione di responsabilità, farsi carico dei costi della propria vita. Ed ora la pagina dedicata al Covid, vaccinazioni, aprono nuovi slot e contemporaneamente le farmacie iniziano a vaccinare. L'annuncio oggi del presidente della regione Veneto Zaia in diretta su Antenna 3. Tutti i cittadini che abbiano ancora necessità di essere vaccinati, hanno qualche difficoltà, si rivolgano a una farmacia. Ripeto, le farmacie da questo momento, da qualche giorno, possono vaccinare a tutte le età utilizzando 2 vaccini, Johnson & Johnson e Moderna, in base alla fascia d'età. Chiamate al telefono le farmacie che conoscete. Disponibile il siero Johnson & Johnson per chi ha più di 60 anni, Moderna per gli under 60 in farmacia. Da oggi, dopo essersi accertati dell'adesione alla campagna vaccinale della farmacia scelta, si potrà prenotare l'iniezione anche lì. Parallelamente la Regione aprirà nuovi slot sul portale. Ma adesso, avendo un po' di proiezione di quello che arriverà come vaccini, sono sempre pochi, noi comunque apriremo ulteriori slot. Vi ricordo che ad oggi noi abbiamo le prenotazioni fino al 4 di agosto in agenda. Li apriremo dal post 4 agosto, penso da lunedì o martedì. Nel primo giorno di operatività del Green Pass i dati sul Covid in Veneto sono buoni. Sono 17 le persone ricoverate in terapia intensiva, 247 quelle in reparto per Covid, circa 30 per ULS, 0 morti nelle ultime 24 ore, incidenza sotto le 10 unità. Il trend positivo è confermato. La Regione affina il piano di sanità pubblica che porterà il contact tracing negli eventi dell'estate, nei centri estivi.
Oggi nell'incontro con le ULSS del Veneto è stato predisposto il piano. L'incontro è servito anche per fare il punto sulle forniture di vaccini. Ancora troppo poche. Debutto oggi per il Green Pass, da sempre caldeggiato dal presidente Luca Zaia, che fin dall'inizio aveva ritenuto che fosse un passaporto vaccinale il punto di partenza per la ripresa in Veneto e un ritorno alla normalità. A casa nostra magari non pretendiamo che uno entri col Green Pass, ma se vai al cinema, vai in un centro congressi, vai in un villaggio vacanze, vai da qualche parte in giro per il mondo, c'è anche chi ha il diritto di chiederti il Green Pass, c'è anche chi ha il diritto di chiederti il tampone se sali su un aereo, c'è chi ha il diritto di chiederti un test se vai a prendere un treno Covid free. Allora io penso che il Green Pass sia assolutamente doveroso averlo, spero che non ci siano grosse difficoltà a scaricarlo. E nella Marca le vaccinazioni in farmacia partiranno, ma tra qualche giorno. Sentiamo. Ci stiamo organizzando, si stanno organizzando, in 6-7 giorni saremo assolutamente pronti. C'è lo spazio dove effettuare l'iniezione, i cartelli per le prenotazioni, ora mancano solo le fiale dei vaccini ed i farmacisti trevigiani sono pronti a partire, da mettere a punto l'organizzazione per la fornitura delle dosi. L'organizzazione non è semplice anche per il trasporto dei vaccini, praticamente succede che i nostri grossisti devono andare nel hub vaccinale della ASL, i vaccini oggi ci sono, organizzano la raccolta e la consegna nelle farmacie che richiedono la consegna appunto. Il concetto è che, dato che c'è una temperatura controllata, noi ci siamo avvalsi dell'aiuto dei nostri grossisti perché abbiamo la certezza assoluta della qualità del servizio. Per effettuare il vaccino in farmacia è sufficiente prenotarsi presso la stessa struttura. Raccoglieremo le prenotazioni dei pazienti e dobbiamo raccogliere un certo numero perché la quantità di vaccini noi non è che la prendiamo prima, la prendiamo in rapporto alle prenotazioni ricevute, anche perché sono pacchetti da mi pare 30 vaccini che devono essere fatti in un certo numero di ore, per cui dato che l'obiettivo è vaccinare ma il secondo obiettivo è non sprecare neanche una fiala, stiamo facendo un'organizzazione capillare perfetta. La possibilità di vaccinarsi in farmacia darà un'opportunità in più ai cittadini. La farmacia può dare assolutamente un grande aiuto perché siamo tanti, siamo abilitati, abbiamo fatto il corso, siamo dei laureati, per cui siamo qua a disposizione assolutamente. Caccia alla variante Delta, l'ULSS 2 annuncia tamponi nei centri estivi, nei luoghi di aggregazione e nelle aziende. Abbiamo già fatto il processo di tampone a tutti chiaramente i conviventi e lo stretto giro dei 2 ragazzi che provengono del campo di mini rugby. In questo ovviamente sono asintomatici tutti e 2 e anche i loro contatti per fortuna sono negativi. I 2 casi di variante Delta nella Marca legati al campus di mini rugby ad Isola Verde non hanno al momento generato altri contagi, ma all'ULSS 2 l'allerta è alta per individuare immediatamente eventuali altri casi e circoscrivere i focolai sotto la lente di ingrandimento ai centri estivi. Noi chiederemo ovviamente la possibilità ai centri estivi, agli educatori ma ai genitori essendo minori, di poter come ULSS afferire i centri estivi e fare anche là dei tamponi a campione per vedere se per caso ci sia il rischio ovviamente della variante Delta. L'indicazione regionale è quella di incrementare il numero di tamponi e sequenziare quelli positivi. Nella Marca se ne faranno dai 4.500 ai 5.000 al giorno nei Vax Point, nei luoghi di aggregazione come le sagre o dove si pratica attività sportiva, ma a breve l'ULSS 2 intende partire con lo screening anche nelle aziende. Dovrò sentirmi anche con le categorie, quindi vuol dire industriali, vuol dire coltivatori diretti, vuol dire artigiani, vuol dire commercianti, per entrare anche nei luoghi di lavoro. Al momento la circolazione del virus nel Trevigiano è bassa, 3 positivi ogni 100.000 abitanti, ma la preoccupazione per la variante Delta c'è, soprattutto per gli over 60 non ancora vaccinati. Mandiamo a tutti gli over 60 una lettera, chiaramente non vaccinati, che sono oltre 11.000, una lettera dove chiediamo loro di poter afferire a tutti i centri vaccinali liberamente, quando vogliono, a qualsiasi ora, pur di farsi il vaccino, in modo tale da proteggersi, perché è fondamentale proteggersi da questa variante. E al via i centri estivi in tutta la Marca, naturalmente massima attenzione dopo il caso di contagio al camp di Isola Verde.
Regione Veneto e Ufficio Scolastico Regionale hanno condiviso e pubblicato ieri le linee guida che definiscono per le scuole impegnate nel progetto Scuola d'estate e i centri estivi il comportamento da osservare in caso di positività al Covid. Cambia che oltre alla quarantena da subito viene attivato il tracciamento. In presenza di un caso positivo, il SISP, quindi il servizio dell'ASL che segue le scuole, i servizi, i centri estivi sul fronte epidemiologico, va bene, prevede subito un primo test di screening a tutti i partecipanti, a quella sezione, a quel gruppo, a quella bolla epidemiologica. Quindi tutti i bambini adesso saranno soggetti allo screening nel caso di un caso appunto positivo, cosa che prima non succedeva. In tutta la Marca trevigiana il 60% delle scuole d'infanzia associate alla FISM con oggi ha attivato il centro estivo all'interno della loro struttura, sono circa 600, mentre sono 400 i servizi 0-3 anni che proseguiranno con l'attività per tutto il mese di luglio. Contact tracing dunque potenziato anche per la gestione della circolazione delle varianti dopo il caso del camp di Isola Verde. Nei campi estivi che prevedono anche il pernottamento sono previsti tamponi ad accesso settimanale, ma per i centri estivi dei bambini 0 e 6 anni questo, spiega Cecchin, non avrebbe alcun senso. Perché appunto poi nella vita quotidiana, una volta che oltrepassano ed escono dal cancello della scuola e del centro estivo, qual è il comportamento? Ecco qui che entrano in gioco i genitori, quindi quel patto di corresponsabilità, di responsabilità reciproca, quei comportamenti corretti che si devono continuare a tenere, ecco, devono essere rispettati da tutti. Intanto gli operatori che lavorano nei centri estivi hanno quasi tutti completato il ciclo vaccinale. Parliamo ora del Green Pass, oggi al via con il nuovo documento, servirà per partecipare a concerti, grandi eventi, a matrimoni e anche per viaggiare, ma per averlo servono le 2 dosi di vaccino. Sentiamo i trevigiani. Parliamo di Green Pass, sì. È arrivato il messaggio? Sì, io ce l'ho già scaricato e tutto pronto. Quindi lo sta usando? Lo sto usando perché sono in viaggio e quindi lo sto usando. No, non mi è ancora arrivato niente. Ma quindi ha fatto il vaccino da poco? Ho fatto il vaccino il mese scorso, sì, la prima dose. Quest'anno mi muovo poco, però penso sia giusto per muoversi, insomma. Abbiamo il cartaceo e quindi se viaggiamo dimostriamo il cartaceo, ce l'abbiamo con noi. Sì, altrimenti non si va da nessuna parte, no? Sono entrato nell'app io e c'era già. Potrebbe servirmi, sì, se esco in Austria o in qualche parte, sì. Mi è arrivato il messaggio, l'ho scaricato sull'app io, è stato facile. Ma abbiamo sempre il telefono con noi, per cui è comodo anche averlo sull'app. Sì, l'ho ricevuto prima della seconda dose e comunque mi hanno dato una certificazione, sì, che ho fatto tutti e 2 i vaccini. Non ancora, perché sono stata al mare, adesso lo scarico oggi pomeriggio. Ho sentito che gente ha fatto difficoltà a scaricarlo. Sì, tutto fatto. Sì, mi è arrivato un messaggio con il quale mi informavano che potevo scaricarlo dal sito del Ministero della Salute, mi sembra, accedendo con le credenziali. Già ce l'ho. E niente, così ho approfittato di andare a matrimoni più serena e adesso insomma spero per le vacanze di agosto di fare la seconda dose e poter insomma spostarmi con più tranquillità. E parliamo ora della riapertura delle discoteche, slitta ancora la decisione del governo, l'ira dei gestori. Continuiamo a essere in sofferenza sia economica ma anche organizzativa, perché più giorni passano più si amplifica il nostro disagio. Non c'è una data per la riapertura delle discoteche, ma c'è il via libera del CTS. Nonostante tutto, il governo, che a più riprese nel mese di giugno aveva promesso una riapertura in luglio, non si è ancora espresso e ad oggi discoteche e sale da ballo sono l'unico settore per il quale non è ancora stata fissata una data per la ripartenza. Per gli imprenditori del divertimento la situazione peggiora di giorno in giorno, la chiusura ha fatto accumulare ingenti perdite e la pazienza è al limite. Non capiamo perché non ci venga data anche a noi la possibilità di operare.
cercando anche di regolare appunto il pubblico. È più di un anno che gridiamo, anzi prima in sottovoce, poi abbiamo alzata leggermente, adesso sarebbe ora di alzarla veramente molto la voce. Oppure andiamo a Roma e consegniamo le chiavi dei nostri locali. È da settimane che sono in corso dibattiti e discussioni sul tema, ci dicono, ma siamo ancora gli ultimi in Europa a non avere una data certa. Quindi ci troviamo anche ad affrontare un'estate dove abbiamo giovani che si divertono come possono in maniera incontrollata qui in Italia, oppure vanno negli altri stati perché lì è possibile farlo. Quello che si teme maggiormente tuttavia è un possibile incremento dei contagi, soprattutto adesso con l'arrivo della variante Delta. Per il CTS, Regione e ASL le discoteche potrebbero riaprirsi a chi è provvisto di Green Pass oppure di un tampone effettuato nelle 24 ore. In tanti sperano di calendarizzare l'apertura già dal prossimo fine settimana, anche per evitare un'estate di feste abusive e di assembramenti fuori controllo. È stato inaugurato oggi il nuovo polo logistico della MOM. 33.000 metri quadrati di superficie, di cui 10.000 dedicati ad opere di mitigazione ambientale. Un intervento costato 7 milioni di euro. Ecco alcuni numeri del nuovo polo logistico della MOM. Qua stiamo raggruppando, oltre che avere l'officina, abbiamo il deposito e tra poco avremo anche la sede, quindi un polo logistico completo che ci permetterà di essere funzionali sotto l'aspetto organizzativo, ma anche di contenere tutti i costi. Dal 2014, anno di fondazione di MOM, sono stati investiti 14 milioni di euro in strutture e 22 milioni di euro per acquistare 130 autobus, a cui presto se ne aggiungeranno altri 25 di ultima generazione. Un ringraziamento, ha terminato il Presidente, ai dipendenti grazie ai quali ogni anno spostiamo 30 milioni di persone e percorriamo 180.000 chilometri. La novità poi è stata annunciata a margine dell'inaugurazione. Dopo la riqualificazione che faremo con RFI della stazione dei treni, che vedranno i lavori cominciare entro fine anno, lì in quello che è uno dei buchi neri più famosi della città, quindi l'ex Hotel Cuor, verrà realizzata la nuova stazione delle Corriere, quindi si sposterà dal lungo Sile Mattei e andrà adiacente alla stazione dei treni, quindi con questo interscambio gomma-treno che rappresenta un progetto avveniristico per la nostra città. Non si sbilancia invece il sindaco sul futuro dell'ex sede principale di MOM in via Polveriera. Intanto il presidente Marcon pone l'attenzione su una questione per nulla marginale. Nonostante le poche risorse, MOM ha chiuso il bilancio in attivo. Stiamo lavorando per recuperare alcune storture, a mio modo di vedere, su tutte l'IVA che l'ente di governo, che la provincia deve mettere a fronte del canone contrattuale. Da quando il regime è passato da concessorio a contrattuale, l'IVA in capo alla provincia incidono per 2 milioni di euro. È un'anomalia sulla quale stiamo lavorando e speriamo di risolverla presto. Non poteva mancare Elisa De Berti, vicepresidente di Regione, che ha sottolineato come in questi anni ci sia stato un lavoro di miglioramento continuo dei servizi offerti da MOM e di come si stia puntando sull'intermodalità. E aggressioni sui bus, l'azienda MOM e la prefettura hanno predisposto dei corsi di formazione e di autodifesa per gli autisti. Sono in corso degli incontri di approfondimento proprio tra le forze dell'ordine e personale della MOM, proprio per realizzare poi concretamente questi suggerimenti e queste indicazioni. Corsi di formazione per autisti dei mezzi MOM tenuti da agenti di polizia. Dopo le 2 aggressioni in poco meno di 10 giorni, giovani senza biglietto che sulla linea Pieve di Soligo Colegnano se la sono presa con il conducente del mezzo, e la terza aggressione sulla San Donao d'Erzo soltanto un mese prima, la prefettura ha deciso di correre ai ripari. Episodi isolati certo, ma che hanno spinto l'azienda di trasporto pubblico e il Ministero dell'Interno a formare maggiormente i conducenti dei mezzi nella gestione di situazioni delicate che si possano presentare. A parte evidentemente un controllo del territorio che c'è, ma che ovviamente sui mezzi pubblici diventa anche un po' difficile mantenere con costanza, anche perché insomma la stessa modalità di queste aggressioni sono abbastanza così imprevedibili, ma si sono stati dati dei suggerimenti anche su delle misure da adottare da parte della stessa azienda, che si è dimostrata disponibilissima. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia. A tra poco.
Ed eccoci nuovamente in diretta con il telegiornale di Treviso. Torniamo sulla vicenda dell'agghiacciante delitto sul Piave. Non è ancora stato firmato il nulla osta per la sepoltura di Elisa Campeoli. I funerali potrebbero slittare a lunedì. Intanto sul caso parla l'Ordine degli Psicologi del Veneto. Il funerale di Elisa Campeoli potrebbe slittare a lunedì della prossima settimana. La procura non ha ancora rilasciato nulla osta per la sepoltura della giovane 35enne massacrata, accoltellata mercoledì scorso mentre prendeva il sole all'Isola dei Morti. A riferirlo il sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldan, che ha già disposto in Consiglio Comunale di proclamare lutto cittadino il giorno in cui Elisa verrà accompagnata da tutta la sua comunità nell'ultimo viaggio. A celebrare il funerale sarà Don Giuseppe Nadal, che dal giorno della tragedia assiste quotidianamente la famiglia di Elisa. Una mamma e un papà che hanno scelto il perdono ma che sono distrutti dal dolore. Quello che li accomuna alla famiglia dell'omicida, reo confesso Fabrizio Biscaro. La morte di Elisa ha aperto uno squarcio sul tema delicatissimo del disagio mentale, facendo emergere con più urgenza la necessità di potenziare la rete di sostegno ai malati e alle loro famiglie. Attualmente molti servizi sul territorio sono in sofferenza con il personale e stanno cercando medici psichiatri, psicologi e altri professionisti della salute mentale. C'è bisogno di rafforzare questa rete, perché la cosa che si può fare di fronte a questi eventi è lavorare sulla prevenzione. Servizi più accessibili, dunque non solo su appuntamento, ma anche più conosciuti, ad esempio grazie all'intervento dei comuni. Io trovo spesso che i cittadini non sappiano proprio da chi andare, non sappiano di avere un problema che può essere supportato da qualcuno. Ci sono altre, come dire, persone che si inventano anche professioni di aiuto e che non sono qualificate per farlo, e spesso il cittadino si affida a loro, sbagliando anche. Quindi deve sapere il cittadino a chi fidarsi. I servizi sono stati tagliati a volte, quindi forse anche chi governa deve decidere di reinvestire risorse nella salute psicologica e mentale. E profondo cordoglio nella CISL di Treviso Belluno per la morte nel pomeriggio di ieri in un incidente sulla feltrina di Gabriella Cont, bellunese, membro della segreteria pensionati del sindacato. Il malore al volante, l'auto che finisce fuori strada ribaltandosi nel fossato e schiantandosi contro un ponticello di cemento. Aveva appena terminato una riunione con i colleghi sindacalisti. Gabriella Cont, 73 anni, bellunese di Cesio Maggiore, morta nel tardo pomeriggio di ieri lungo la feltrina a Castagnole di Paese. Si propende dunque per il malore piuttosto che per una banale distrazione, all'origine della sbandata che ha fatto finire la Hyundai bianca nel fossato. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente. I vigili del fuoco hanno estratto dall'abitacolo la conducente affidandola al SUEM 118. I tentativi prolungati di rianimare la 73enne non hanno però dato risultati. Profondo il cordoglio del sindacato. Cont faceva parte della segreteria dei pensionati della CISL di Treviso e Belluno. Aveva salutato gli altri dopo la riunione che si era tenuta in giornata. Ed è stato un colpo per tutti, perché la notizia è arrivata verso le 7:30 ieri sera e siamo stati sconvolti, perché era una persona, tra l'altro mai sopra le righe, una persona a modo, una persona che usava le parole e le misurava. Quindi una grande perdita per la CISL, per la Federazione Nazionale dei Pensionati, ma per tutti, per gli iscritti ai pensionati, per tutti quelli che la conoscevano, perché era una donna che era capace comunque di dare il consiglio giusto, la misura giusta delle informazioni. Donna concreta, dinamica, di grande disponibilità. La sua tragica morte ha profondamente colpito chi lavorava a fianco a lei. Ex maestra, non aveva mai smesso di servire la comunità, non solo come sindacalista ma anche come volontaria e in precedenza come amministratrice locale. Lascia il marito Bruno Denardin, ex impresario in pensione, le 3 figlie e i 7 nipotini. La data dei funerali rimane ancora da fissare. Sicuramente troveremo il modo per onorare la sua memoria, per ricordarla e per rappresentare quello che lei è stato per la CISL. E cambiamo ora argomento, parliamo dell'inno di Treviso, un inno che è stato presentato oggi tra le colline e i vigneti di Conegliano e Valdobbiadene, un inno per simboleggiare il ritorno alla vita dopo il Covid. È una città così unica e bella, la Marca d'Oro, Leonessa e sorella. Treviso
Treviso ha un nuovo inno. Il brano, composto da Marco Fedalto nell'ambito del progetto Treviso Folk Culture, intende celebrare la storia e l'identità trevigiana. L'inno alla città è stato voluto dall'amministrazione per sostenere il mondo della musica e dello spettacolo, particolarmente colpiti dall'emergenza Covid. Il videoclip è stato girato nella splendida location dei vigneti delle colline di Conegliano e Valdobbiadene, patrimonio UNESCO. Protagonisti del video pubblicato sulle pagine istituzionali del Comune di Treviso i coristi di Ars Canendi, coro che vanta collaborazioni con istituzioni italiane e internazionali, diretti dal maestro Manuela Meneghello. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. Torniamo a parlare della vicenda CC. La FIOM di Belluno annuncia l'intenzione di aprire un confronto pubblico rivolto a tutte le forze politiche, sociali ed istituzionali con una sua proposta sui temi essenziali che riguardano questa azienda dalla storia così complicata. Mai una buona notizia per ACC. La FIOM CGIL denuncia infatti come in Parlamento sia stato il Ministro del Lavoro e non quello dello Sviluppo Economico ad annunciare in via definitiva l'abbandono del progetto Italcom. Ieri abbiamo avuto la conferma che il progetto Italcom, sul quale avevamo tutti molto creduto, cioè la nascita del polo italiano del compressore, è del tutto naufragata. Rispondendo a un'interrogazione in Parlamento, il Ministro Orlando, il Ministro del Lavoro, ha fatto riferimento al progetto Italcom dicendo che è un progetto che non è stato attuato e che quindi non è nemmeno attuabile. Per quello che riguarda invece il Ministro Giorgetti, noi ci auguriamo che prima o poi apri un'interlocuzione con le parti sociali e dica finalmente qual è il futuro di ACC, perché stiamo parlando di ACC, e se l'articolo 37 del DM sostegni sarà prima o poi, come ci è stato promesso ancora 2 settimane fa, dopo il suo incontro con il Presidente Zaia, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quando arriveranno i soldi e come arriveranno i soldi per sostenere ACC. Per il sindacato il silenzio del Mise prefigura un drammatico abbandono di Chieri, che con ACC faceva parte di Italcom, al suo destino, e un attacco indiretto ai posti di lavoro di Borgo Valbelluna. Ci si domanda infatti per quanto possono essere clienti e fornitori a farsi carico di un sostegno finanziario che spetta invece al Ministero. In realtà non cambia nulla per ACC. Cambia perché noi avevamo molto creduto in quel progetto e per noi il progetto Italcom era veramente ritornare a fare una politica industriale tutta nazionale, dentro un quadro quanto mai modificato rispetto agli assetti internazionali dovuti alla pandemia e alla crisi economica che è derivata dalla pandemia. C'è una ridefinizione di tutte le filiere, quindi noi credevamo molto nel progetto Italcom in una visione più ampia di politica industriale, di rilancio di quelle che sono le eccellenze delle produzioni italiane. Ed ora parliamo di ospedali di comunità, perché nel bellunese riapre quello di Agordo. Riapre l'ospedale di comunità di Agordo. Dopo essere stato convertito in tempo di pandemia, torna ora alle sue origini con un numero di posti letto più che raddoppiato, da 4 a 10. Per il territorio, che pure non ha subito duri contraccolpi economici, come se ne sono registrati altrove, è comunque un segno di ritorno verso la normalità. Sicuramente è un servizio importante non solo per Agordo, per tutta la comunità e per tutta la provincia. È comunque un segnale che l'ospedale è vivo, che è quello che noi amministratori chiediamo, quindi ci sia quella giusta attenzione e che questo tipo di servizio è sicuramente il collegamento tra la parte acuta, tra la parte ospedaliera e le esigenze della riabilitazione dei pazienti, quindi è sicuramente un servizio che viene dato alle famiglie, che viene dato al territorio di un'importanza grande. Quella di Agordo è una struttura come ce ne sono altre 4 in provincia per una capienza complessiva di un'ottantina di posti. A Belluno e Feltre presso gli ospedali, ad Alano in una RSA e poi ad Auronzo. Pur trattandosi di pazienti che normalmente hanno bisogno di una limitata assistenza e solo di un maggior tempo di diligenza per riprendersi,
L'essere come ad Agordo all'interno di una struttura ospedaliera è comunque un vantaggio. L'ospedale di comunità è una struttura nuova perché è abbastanza recente, si pone a Cavaliere, si pone come punto di passaggio tra l'ospedale e il domicilio del paziente e serve appunto per accompagnare il paziente che magari ha bisogno di un periodo di assistenza infermieristica un po' più lungo rispetto a qualcun altro, di essere messo nelle condizioni di poter tornare il quanto più possibile autonomo e in forza nel proprio contesto abitativo. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Come sempre in chiusura uno sguardo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Il meteo, arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Benvenuti al meteo. La massa d'aria sahariana si fa da parte lasciando spazio a correnti più fresche che attenueranno lievemente il caldo e l'afa. Vediamo il dettaglio di venerdì 2 luglio. Sul Veneto il contesto sarà soleggiato dappertutto, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Tuttavia nelle ore pomeridiane non si esclude lo sviluppo di modesti annuvolamenti sulle zone montane che potranno dare luogo anche a locali precipitazioni. Temperature in lieve diminuzione, si smorza dunque la canicola, minime tra 15 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra i 26 e i 31 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove anche qui avremo bel tempo, tanto sole dappertutto, sui rilievi occasionali acquazzoni a carattere sparso. Temperature minime tra 15 e 22 gradi, massime sui 27-31 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui ampio soleggiamento dappertutto, sui settori alpini di confine nelle ore pomeridiane qualche rovescio. Temperature minime intorno ai 17-18 gradi, massime sui 30 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.